Buonasera a tutti, benvenuti diretta Sportissimo Calcio Show. Questa sera ce n'è per tutti i gusti. Ovviamente salutiamo Max perché quest'oggi è il suo compleanno, ovviamente sarà assente e quindi gli facciamo tanti auguri con tanto di musica che parte in sottofondo virtualmente. Avremo con noi ospite il buon Davide che oramai ci ha preso gusto, vedremo da dove si collegherà, è un po' quello che tutti si aspettano ovviamente e adesso lo aggiungiamo anche perché ci sono pochi minuti ma tanti argomenti, tanto sport questa sera anche in virtù di... Ci sono partite in corso molto interessanti. David, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Non so se hai sentito il preambolo o era doveroso iniziare con gli auguri di buon compleanno a Max, Auguri Max, auguri, auguri. che purtroppo non è qui presente con noi, È ma sempre, moralmente, è sempre con noi, dai. sempre con noi moralmente, insomma, Sì, ecco, quindi anche psicologicamente, però questa sera ovviamente l'abbiamo lasciato festeggiare e appunto. noi siamo qui a parlare non solo di calcio, come sempre il nostro contenitore del lunedì o del martedì, a seconda degli impegni e dei nostri, eh, ovviamente, appuntamenti vari ed eventuali. E vedo che c'è Matteo e salutiamo, Ciao Matteo. collegato. E Matteo, gran tifoso dell'Udinese, purtroppo dispiace iniziare dalle regionali, anche perché il Pordenone ha portato a casa un 1-1 col Como sabato. L'Udinese ieri, ennesimo 1-1 defraudato di 3 punti perché all'ultimo Appunto. c'è stato questo rigore, magari anche netto, per la Roma e poco dopo il 90esimo, insomma, c'è stato l'1-1. Ecco, David, innanzitutto partirei dalla notizia della giornata, ovvero quest'Inter No, che aspetta, aspetta, aspetta. Io comincerei invece da un'altra cosa. dal Dal... derby di Bologna. No, Aia. pallacanestro. Cosa è successo a pallacanestro ieri? Ah, pallacanestro è successa una cosa bellissima. Facciamo i Appunto, quindi complimenti a Udine che ha vinto la Coppa Italia di Serie A2 battendo appunto Cantù piuttosto nettamente. Credo un ventello gli abbiano 74 a riferito. 55, 74 a 55 infatti. 19, insomma, ecco. 19 Ma punti. poi, Ma poi, come vedi, qua ci sono i fenomeni che mi hanno mandato questa bellissima felpa con tanto di cappuccio, vedete? ecco, Ecco, bravo. ecco, che ieri hanno stracciato 140-111 i Lakers. Ecco, quindi così giusto per dire che Phoenix quest'anno probabilmente erano buono. Salutiamo anche Darko. Nel Ciao frattempo Darko. abbiamo visto collegarsi, grazie, ci dice Max, starà mangiando la torta. Nel frattempo Matteo ci dice terribile ieri, che vergogna, ma voi avete visto il fallo di mano? Ma il fallo di mano, non so, Duris, ti vuoi esprimere in merito? Ma l'ho vista la partita, però sto fallo di mano non è che mi sembrava così tanto plateale, come il rigore non dato al Torino, che era secondo me platealissimo. Quindi sì, se Ti fa vogliamo onore, collegarci, se vogliamo ti fa, collegarci a due sì, errori. ti fa onore perché appunto volevo iniziare da questo Inter vittorioso a Liverpool e ieri probabilmente un po' stanco No, no, mentalmente no, anche. stanco niente, non ci sono alibi, non ci sono alibi. Come ha detto Inzaghi, forse una delle poche cose giuste che ha detto Inzaghi, è mancato l'approccio iniziale. Una squadra che vuole vincere il campionato doveva andare a Torino e vincerla, punto. Non ci sono alibi che mancava Brozovic, De Vrij, non c'è niente. La squadra non è entrata in campo, perché non è entrata in campo, non ha giocato. Sono piuttosto critico perché essere lì a 2 punti, adesso sei a 4 punti, non è ancora compromesso niente, per l'amor di Dio. Però una squadra che vuole vincere il campionato non deve ragionare così. Deve andare lì, far imporre la sua partita e vincerla. Quindi cioè, sono amareggiato, ma come tutti quanti. Max ti dice verissimo, non so se
se è una dichiarazione di intenti, ma così mi piace, David, dice. Ecco, comunque è verissimo, ricordiamo a Max che è anche una trasmissione che fanno su Canale 5, ecco, quindi Sì, appunto. così, giusto per rigore netto per il Torino, dice Darko, ma Sì, dalla prestazione di ieri l'Inter attualmente non merita il campionato, quindi si può anche sbagliare, dice Darko. Staremo a vedere se il Milan, appunto. che attualmente ha 4 punti di vantaggio, ma vogliamo parlare di questo recupero col Bologna? Ma cosa aspettiamo a farlo? Bologna-Inter? Aspettiamo, io penso che aspettino l'ultima giornata, quando è tutto, quando è da decidere ancora, il Bologna magari deve giocare con non chissà chi, l'Inter deve vincere il campionato, allora dicono giochiamola. Per me è una roba imbarazzante. Anche Imbarazzante. perché, ricordatevi, si poteva giocare tranquillamente mercoledì o giovedì Appunto. questo, perché poi la prossima settimana, il 24, c'è C'è la nazionale. la nazionale semifinale a Roma, Italia, Macedonia, ricordiamocelo. E comunque parlando di calcio si stanno disputando parecchie partite interessanti questa sera, oltre a Lazio-Venezia attualmente sullo 0-0, ma mi sembra da tutti i campi ci siano risultati d'occhiale, come direbbe il mio caro amico Mauro, perché anche Crystal Palace, Manchester City è 0-0 e gioca anche il Real Madrid, adesso ti dico con chi, tra l'altro anche Feralpi Salò Triestina Sì. sul 58 Rai Sport HD è sullo 0-0. E Mallorca Real Madrid, il Mallorca che è in lotta per la retrocessione. E come dice il buon Max, è un risultato incredibile agli US Open. Monfils ha fatto fuori Medvedev in 2-7-1. Ah, guarda, non sono gli US Open, ma è Indian Sì, Wells. scusa, Indian Wells, è vero, scusa Enrico, scusa. Comunque, dopo entreremo anche nel merito del tennis. Allora, concentrandosi appunto sul calcio, no? Quindi dovendo parlare di calcio, ahimè, mi tocca dire che le ho azzeccate, a parte quelle scontate, no? Che a volte io sono un po' scontato nei risultati, però ho azzeccato la vittoria del Napoli a Verona e poi cosa ho fatto? Ho preso anche la vittoria dello Spezia e il pareggio proprio della Roma, quindi i tifosi dell'Udinese mi vorranno mandare a fare un giro la prossima volta. Ecco, un saluto da Tiziano, grande Giuseppe, ti saluto, grandissimo. E ovviamente qua c'è la Juve che sta andando avanti sempre di più in testa verso la testa della classifica. Darko ci dice può essere un calo mentale o fisico, ma purtroppo se vuoi vincere il campionato non devi concedere nulla a È nessuno. vero, è vero. Quindi anche Max, ma stai mangiando la torta o stai guardando la diretta? Sì, No? appunto. Mandaci una fetta in allegato magari. Ecco. No, comunque ieri avevamo parlato, tra l'altro, David, un po' di quelli che erano stati gli anticipi. Non abbiamo parlato di Fiorentina-Bologna, ma ennesimo risultato positivo della Fiorentina. E se vuoi parlare tu del Napoli, E che è beh, successo a Verona? il Una Napoli, roba, una roba vergognosa con lo striscione. Quello è una cosa... quello sì. E poi il Napoli è andato a Verona, ha fatto la sua partita, e ha vinto 2-1 e si è rimesso ed è ancora lì, Quindi, in attesa di vedere cosa succede. L'Atalanta invece ci ha fregato perché ha pareggiato 0-0 col Genoa, ennesimo pareggio per il Genoa. e sono 7 di pareggi per il Genoa. Il 16esimo in totale, pensate un po', campionato del Genoa, una vittoria, 16 pareggi, 12 sconfitte. Sembra 29 partite, è chiaro che adesso c'è il Cagliari a meno 6, no? Il Cagliari attualmente occupa la quart'ultima posizione, il quart'ultimo posto e comunque anche il Venezia al momento sta rendendo dura la partita alla Lazio. Qui dice un piede in B il Genoa, Max niente torta, la farò sabato. E Michele ci scrive Roma scandalosa ieri, rigore regalato, l'Udinese ha meritato, unica pecca non aver chiuso subito la partita. Ecco, questo, caro Michele, me l'hanno detto tanti tifosi dell'Udinese, era una vittoria meritata, purtroppo non suggellata dal 2-0
perché D'accordissimo. Ti saluto Michele intanto e sono d'accordissimo con te. e quindi questo va detto a onor del vero, del merito dell'Udinese, meritava sicuramente i 3 punti, però la Roma ultimamente non muore mai. Torino-Inter, abbiamo detto che insomma c'era una brutta prestazione da parte dell'Inter e meritava probabilmente qualcosa di più il Torino, ma al 93esimo c'è stata la zampata di Sanchez che ha portato un punticino sempre utile, perché altrimenti vi ritrovavate a -5 dal Milan e a -2 del Napoli, però con una partita in meno. Ecco. Ciao Press, ti saluta Ciao. Michele. Roma Rubina, dice Max. Nel frattempo però andiamo a parlare anche di Serie B, perché già domani si torna in campo, e ricordatevi ragazzi per i pronostici che già venerdì ore 18:45 si scende in campo anche in Serie A, e quindi preparatevi perché già venerdì dovremo dare i pronostici, domani usciranno i nostri risultati, e quindi Sassuolo Spezia il primo match 18:45, poi Genoa-Torino, questo per quanto riguarda la Serie A. Ma in Serie B, caro David, sai già dove gioca il Pordenone mercoledì? No, quello no. Domani, allora, domani iniziano le 18:30, ci sono un sacco di partite, tra l'altro il campionato di Serie B bellissimo, perché se guardate la classifica, le prime 6 sono raccolte in 6 punti, no? Pisa 55, Lecce 54, Cremonese 53, Brescia 52, Monza 51, Benevento 50. Quindi questo è sicuramente un calendario, sì, un campionato, scusate, molto, molto interessante. Il Pordenone giocherà a Cremona mercoledì alle 18:30 e ce Ostica. l'avrà dura. Ostica. Domani c'è anche la Champions, peraltro, quindi abbiamo 2 partite molto, molto interessanti. Una Manchester United Atletico, chissà se Ronaldo si scatena. Nel frattempo vediamo che Darko ci dice fanno tutti i confronti con le prossime avversarie delle prime, ma non diamo per scontato che il Milan abbia un calendario a favore. Ecco, quindi ovviamente il Milan attualmente, chiaramente Darko è in un momento positivo, Sì, vero David? esatto. Il Milan E è davvero invece, un momento positivo. quindi parlando di calcio c'è anche la Champions già domani, che avrà la Champions che avrà il suo culmine mercoledì con la sfida Juventus Villarreal. via Real in diretta su Amazon Prime, quindi per gli abbonati, ma ovviamente anche nei bar. E domani, caro David, vogliamo il tuo pronostico per Manchester United Real Madrid, e poi c'è Ajax Benfica, tutti e Allora, due in se non mi pareggio all'andata. sbaglio, all'andata pareggio tutti e due. Giocano a Manchester E ad Amsterdam. e ad Amsterdam. Beh, Manchester Atletico, se Ronaldo è così in condizione, direi vittoria del Manchester, però questo anno il Manchester ha fatto un po' di partite in chiaroscuro. L'Atletico lo stesso, anche quello ha fatto un po' di partitine in chiaroscuro. Non, lì io direi un pareggio, però con i pareggi non si va da nessuna parte adesso. Supplementare. Supplementare. Io dico dai, supplementare, via, supplementare. E invece l'Ajax passa sicuro? Per me sì, passa. E le italiane dell'Europa Conference League, secondo te passano entrambe dopo i successi dell'andata? Per me sì, senza non grossi problemi, però passano, dai. Sia l'Atalanta sia la Roma dovrebbero passare. Bene, quindi a Bergamo e a Roma si stanno facendo gli scongiuri del caso. E, a questo punto ovviamente ricordiamo che poi dobbiamo parlare doverosamente, lo hai anticipato tu, Medvedev out, parliamo di tennis, attenzione, Feralpi Salò 1, Triestina 0, quindi la Ecco. Triestina al momento sotto nel girone A della Serie C. Ma parliamo di tennis, perché nel frattempo salutiamo anche Jonathan, forza Juve, ne ha ben donde, perché 15 risultati consecutivi. Caro Jonathan, la Juve sta tornando, Allegri parla di quarto posto, ma non è proprio così, perché probabilmente si può ambire qualcosina di più, specie se quelle davanti rallentano di brutto. Ecco. Dicevamo del tennis.
questa notte gioca sia Sinner che ovviamente la Paolini, che abbiamo ieri elogiato in lungo e in largo. E quindi, David, speriamo di avere duplice soddisfazione, mentre Berrettini ha passato il turno. Berrettini ha vinto in 3 set, c'è stata l'eliminazione clamorosa di Medvedev, tra l'altro la Russia è stata squalificata dalla fase finale della Coppa Davis, il posto della Russia verrà preso dalla Serbia nella Coppa Davis, mentre nella Fed Cup, ex Fed Cup o Billie Jean Cup, l'ha preso l'Australia il posto della Serbia. Questo così a titolo informativo. Ma caro David, poi domenica ci sarà una puntata spumeggiante di Live Café, perché già ieri abbiamo vissuto di sgommate e sì, vicino dove registravamo, che è stato fantastico. Più di qualcuno mi ha detto, insomma, che è stata una puntata divertente. Perché poi di motori si parlerà effettivamente, essendoci sia il mondiale di Formula 1 sia le moto con Moto 1, Moto 2 e MotoGP. Sveglia presto domenica mattina, allora, se Indonesia. uno è appassionato, in Indonesia, mentre la Formula 1 non so se sgora in Australia. Alle 4 del pomeriggio la Formula 1. Alle 4 del pomeriggio. Alle 4, sì. Quindi non è in Australia. No, è a Malesia. Shakira. Sì, Malesia. Sì, forse sì. Shakira Sì. in Malesia. Sì. E il buon Max, che c'è ma non c'è, ci dice che Berrettini si è lasciato da Ayla Tomljanovic, credo di aver detto giusto, ma insomma correggetemi se ho cappellato, e quindi è ancora spezzato, ma ha comunque vinto, ecco, quindi vedremo se riesce a superare il turno, ma ovviamente di tennis commenteremo meglio nelle prossime edizioni. Di basket cosa ci dici? Basket. A parte il successo di Udine. A parte il successo di Udine, e invece, Milano ha vinto contro Trieste 104-88. Facile. 102-84. Oggi con i numeri non ce ne azzecchi una. E intanto salutiamo Max. Ciao Max, meglio. Ciao Max, buona serata, vai a festeggiare, va. E poi devo dire della quasi impresa delle Eagles di Cividale, che hanno perso la Supercoppa di serie B quasi all'ultimo basket maschile, sì. Le Eagles di Cividale hanno perso contro Rosetto o Teramo, adesso non mi viene su. Oggi sono niente, sta pensando a Crystal Palace Manchester City. Sì, che 0-0 ancora. 0-0, bravo. E dopo, e tu devi dirmi cosa è successo ieri, come è andata a finire? Ieri non volevo fare spoiler perché il nostro amico Fabio, che salutiamo, un po' indietro, non ha visto la puntata di ieri, ma la recupererà. Sì. E quindi devo dargli una brutta notizia, perché la Virtus ha vinto di 3 punti con il derby contro la Fortitudo, che rimane all'ultimo posto con Cremona. Da poco c'è il risultato di Varese che ha espugnato Napoli, quindi al momento la Virtus è sempre lì incollata a Milano. Ecco. Quindi sempre prosegue la lotta con il terzo incomodo Brescia. Questo per la 1. A 2 insomma Udine ci fa ben sperare, già il fatto che abbia vinto la Coppa Italia insomma la dice lunga sul fatto che Udine potrà dire la sua anche per andare nella massima serie, ecco, dove già ha militato un po' di anni fa. Poi ci saranno anche le coppe, insomma, quindi l'Eurolega, Eurocup, insomma, di tutto di più, ma ci saranno anche le finali di sci, perché sono iniziate le prove della discesa libera, ma da giovedì insomma si fa sul serio, quindi da mercoledì, chiedo scusa, da mercoledì si inizia sul serio le gare, ci sono alcune coppe di specialità già assegnate, insomma abbiamo la Goggia, ecco, che cerca di portare a casa la Coppa di discesa in primis, quindi mentre la Brignone ha già vinto quella di Super G,
e quindi insomma ci sono buone possibilità perché la Goggia porti a casa questo trofeo, e mentre Eh, c'è lotta dura mentre la Coppa del Mondo maschile è quasi di Marco Odermatt, lo svizzero, c'è lotta veramente serrata tra Schifrin e Lova, che è tra la statunitense e la slovacca, quindi sarà bello. Tra l'altro terza e quarta in classifica generale sono proprio la Brignone e la la Goggia. Goggia. Ecco. E adesso sto guardando se mi sono dimenticato qualcosa. Pallavolo, ecco, non ne abbiamo parlato tanto, ma ieri sì, qualcosa abbiamo detto. Ci saranno anche qui le coppe europee. Vedo che ovviamente, come tutto il mondo dello sport, è stata una eliminazione, una sospensione di tutte le squadre russe Eh, dalle classifiche varie, quindi questo ovviamente ha portato a degli scivoli verso le finali, no? Chi aveva potenzialmente un avversario russo è già passato al turno successivo. Ecco, di Formula 1 e moto abbiamo detto, mi sembra che David oggi siano stati molto sintetici, molto veloci, Oggi sì. nonostante anche i commenti del nostro pubblico, che ringraziamo. Avevamo Darko, non l'abbiamo sfruttato, sarebbe stato bello invitarlo per parlare di calcio 5, perché anche lì la lotta entra nel vivo con il Diana Gruppo Pordenone, che speriamo si rifaccia sabato, e con il Bacan che continui ad essere, diciamo, Adesso protagonista, appunto. nonostante il McCann abbia una partita in più, ecco, quindi questo va detto perché erano stati poco precisi. Esatto. Quindi, caro David, ti lascio a questo punto al secondo tempo di Crystal Palace Manchester City, se guarderai quello, non lo Se so. no c'è Venezia-Lazio, non c'è Lazio-Venezia. Attenzione, Ecco, attenzione, la Lazio in vantaggio. Ti do eccoci. questa dritta proprio in chiusura, quindi tra l'altro nei pronostici abbiamo messo uno fisso, quindi al momento azzeccheremo pure questa. E in attesa di sapere il marcatore della Lazio, Davide, io ti ringrazio di aver partecipato. E chi, Grazie a chi può te. chi può essere se non Ciro Immobile? Strano, strano. Senza lui Ennesimo, che segna. ennesimo gol di Immobile. Quindi, cosa guardi tu adesso? Dai, che siamo curiosi. Adesso, ma Sì, credo di fare un po' di zapping tra Lazio e Manchester, dai. ok, quindi niente Real Madrid. No, 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 dai, no. Oggi guardo un po' di Italia, un po' di Inghilterra, dai. E poi, anche ritornando al calcio della Champions, ricordiamoci che mercoledì non c'è solo la Juventus, ma anche Chelsea-Lilla, o meglio Lilla-Chelsea, però col Chelsea che ha vinto 2-0 Sì. all'andata a E chi Stamford arbitra quella Bridge. partita? E chi arbitra quella partita? Dici, dici. Guida, e dov'era guida ieri? Al VAR di Ai, Torino-Inter. ai, 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 ai. ai. Allora, in Attenzione, Champions lo fanno arbitrare. annullato il gol della Lazio per Ecco. fuorigioco. 0-0, rimane 0-0 Lazio-Venezia. Allora, guida lo fanno arbitrare in Champions e dopo invece lo tengono fuori per un mese in campionato. Mi Gli sembra danno il giusto. postino. Attenzione, perché c'è Dan che ci scrive, la nostra amica che ringraziamo, sportissimo, conferma i gossip su Berrettini. Eh sì, Sì, sì. cara mia, perché abbiamo dato la notizia, proprio Max ci aveva imbeccato, diciamo, di ricordarlo, che c'è questa sorpresa, insomma, a livello di coppia, e quindi ahimè Matteo gioca col cuore spezzato, e Però quindi intanto vince. Però intanto però vince. intanto vince, esatto. Poi Eh, vedremo nel terzo turno cosa combina. Ecco. sì, appunto. Quindi, amici e amiche, buona serata, buon sport a tutti, ovviamente. Buona Adesso qua, serata, ragazzi. soprattutto buona serata, Ci di vediamo, nuovo. ci vediamo domenica o venerdì adesso? Beh, sicuramente domenica, quindi Sì. anche perché diciamo ci sarà tanto da commentare, no? Dalle coppe europee in poi, insomma, avremo i motori anche. Grazie Matteo, buona serata anche a te. Ciao, Matteo. E forza di Real, dice, ecco. Ovviamente i ragazzi e le ragazze juventini non saranno d'accordo, ma insomma
Noi di Sportissimo ovviamente speriamo che la Juventus possa passare il turno, anche perché altrimenti in Champions rimaniamo Sì. senza squadre italiane, ecco. Per cui anche Forza Atalanta e Forza Roma, ovviamente. Esatto. Ecco. Caro David, grazie ancora, di nuovo, buona serata, ci vediamo Grazie a domenica tutti, sicuramente. e ci Non vediamo. vi crede nessuno, siamo poco credibili, guardate, con queste facce, più credibili di noi. Va bene, a presto, buona serata a Ciao. tutti. Ciao ciao.